Ragazzi, veramente un quinto posto meritato. Squadra quarta classificata, Core 3. In the fourth position, Core 3. Jongen, met lust zien, niet? Dat zou wel zin. 1, 2, 3, ja. Oké. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Squadra terza classificata, Windsor. On the third place, Windsor. That'll be captain then. Captain for the season. Stop hiding in the back. Premiamo adesso Stefano Lumini per gli arbitri che hanno dato un forte contributo a questo torneo. Eccomi, sono qua Paolo. Allora, io, scusate, io voglio ringraziare pubblicamente questo signore Stefano Numini, direttore generale della Lupa Frascati e il segretario della Lupa Frascati, e attraverso lui il presidente di questa società, che ci ha dato la possibilità di effettuare questo torneo, arbitrandolo in maniera ineccepibile, in maniera giusta e in maniera precisa, anche se qualcuno di là sta facendo le cose. Quindi lo ringrazio ufficialmente per il lavoro che ha svolto, per la sua disponibilità e quindi per il suo. The council president want to make thank you to the president of Lupa Frascati that have give you the stadio and the situation, the good situation for this day. E poi voglio ringraziare voi tutti i ragazzi, quelli che hanno fatto, i ragazzi che hanno partecipato al torneo, perché sì, è stata una battaglia bella dura, l'avete messa tutta, sia chi ha vinto e soprattutto chi ha perso, perché naturalmente non voleva starci. Comunque ringrazio Bad Godevs che ha vinto, quindi complimenti alla città. Ringrazio Liver, il sindaco di Kortrijk. E questa è stata un'occasione ancora una volta di stare insieme, di conoscerci ancora di più e di, come dire, far vedere le forze dei nostri comuni, anche se la nostra ultimamente comincia un po' a scricchiolare. Dobbiamo provvedere a fare qualche sostituzione
Allora, thank you all the team, of course thank you very much to Goldberg for the good player, the good team, and of course thank you to the Kortrijk mayor, Windsor mayor, and of course allora io soltanto il saluto da parte del sindaco Stefano Di Tommaso. Bravo! Bravo! Tanto ha voluto insieme al Presidente questo torneo e questo incontro di oggi. Lui adesso è in un altro posto, durante un convegno ci sarà la premiazione dei migliori vini d'Italia e Frascati torna ad essere a primeggiare tra i vini e per la qualità enogastronomica della nostra città. Un ringraziamento soltanto ai volontari che hanno reso possibile questo incontro, queste giornate di incontro, perché è stato grazie a loro, anche grazie a loro, che si è potuto realizzare tutto questo. Ok, allora Frascati Mayors isn't here because he is in the any manifestation of the wine. Of course, Frascati DOC is a good wine that have a lot of good situation. E poi il ringraziamento ai volontari. Okay. Thank you all the person that can work for the day. Without money. Without money. Un saluto alla consigliera Anna Maria Pacifici che è qua con noi e anche lei rappresenta l'amministrazione. All'ufficio sport un saluto e un ringraziamento a Simona. Simona. E a tutti quanti, come diceva il vice sindaco, a tutti quelli che hanno partecipato. Quindi possiamo proseguire. Thank you everybody. Procediamo ora a premiare le due squadre che hanno disputato la finale. Stessa finale di 2 anni fa, purtroppo per il Frascati stesso risultato. Secondo classificato Frascati A. Non scocciare, bravi! Fatelo cadere, dai, mister! Bargelli, te foto! No, vieni qua, Bargelli, no, passaggio voi! Ma vede bene la Lazio, io so fare! Bravi! Dicevo all'inizio che la coppa. Fa ammazzare per cosa. Per la terza volta consecutiva vince il trofeo dei paesi gemellati la squadra tedesca di Bad Günzberg.
2 Ordnung bitte. Viva, viva Colombia, wir lieben das Leben, die Liebe und die Lust. Und alle Menschen leben miteinander am Ende. Le autorità di Frascati ringraziano tutte le squadre e le città, le delegazioni partecipanti al torneo dei paesi gemellati. L'appuntamento è fra 2 anni. Auguriamo a tutti un buon rientro nelle rispettive città, un abbraccio da Frascati e grazie della vostra partecipazione. Chiaro conclude i giochi dei paesi gemellati, 7ª edizione. Ganz Frascati wünscht euch ein gutes Zurückflug nach Hause und wir hoffen, es war alles gut bei uns.